Negli ultimi 4 anni le famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno visto ridurre il carico fiscale. Nonostante ciò, la pressione fiscale nazionale è tornata a crescere. Nel 2025 si è attestata al 42,8%, un fenomeno che può sembrare contraddittorio, ma c'è una spiegazione che emerge dall'analisi dei dati effettuata dalla CGIA di Mestre. Può sembrare un paradosso che la pressione fiscale aumenti mentre le tasse sulle famiglie diminuiscono, ma in realtà non lo è. Negli ultimi anni, infatti, il carico fiscale sui nuclei familiari, anche del Friuli Venezia Giulia, ad esempio, è diminuito di 435 milioni di euro, anche se il prelievo fiscale complessivo in rapporto al PIL è continuato a salire. Questo fenomeno è dovuto a 2 fattori. Il primo, è cresciuto il numero di lavoratori che pagano imposte e contributi. Il secondo, gran parte del maggior gettito incassato dallo Stato è stato prelevato dalle banche e dalle grandi imprese. Entrando nel dettaglio, in Friuli Venezia Giulia le ultime 4 leggi di bilancio varate dal governo Meloni hanno previsto diversi interventi, dall'innalzamento della soglia della flat tax per i lavoratori autonomi al taglio del cuneo fiscale per mezzo dell'accorpamento dei primi 2 scaglioni di reddito, con la riduzione dell'aliquota al 23% e della riduzione al 33% dell'aliquota del secondo scaglione.